E siamo pronti per i 1500 promesse donne e si va quindi per la serie unica delle promesse. La Sabatini prende l'iniziativa, ieri seconda agli 800 con una gran bella gara. Sembrava molto difficoltà quest'anno Gaia Sabatini e invece sta dimostrando proprio in questo campionato di essere veramente in crescita. Dietro c'è Elisa Cherubini, Brescia Spa Group, poi la Zenoni, attenzione, Marta Zenoni, vincitrice dei 5000 al debutto con un gran bel tempo. Poi col 40 vediamo Martina Tozzi, Fiamme Gialle. Magari un po' la Steve Prefontaine per Gaia Sabatini. Adesso si accoda Zenoni, attenzione, vuole la doppietta, il grande talento della Bergamo Orio Center. Tanti problemi per lei negli anni scorsi, sta venendo fuori quest'inverno, vincitrice dei 3000 promesse al coperto. Si ferma la Sabatini intanto. E della gara del cross corto assoluto, in quel di Torino per la Mandria, Zenoni, Tozzi, poi ci sembra di vedere Cherubini. C'è anche Francesca Marangi Agostino a chiudere il gruppo, l'altra dovrebbe essere Nicole Maiori, quarta nei 5000. Proprio lei. Zenoni, attenzione a Martina Tozzi, Fiamme Gialle Simoni, Sorniona. Mentre dietro vediamo provare a rimontare Flavia Ferrari, quarta negli 800 per lei, avvio troppo lento per poter sperare in una medaglia. Cambio di ritmo per Marta Zenoni. È la classe di Marta Zenoni. Si invola la ragazza della Bergamo, 1959 Euro Center, non ce n'è per nessuno. Un treno Marta Zenoni. Dietro in tre, le vedete, a lottare per la medaglia d'argento e di bronzo sono Nicole Maiori, che è stata quarta su 5000, Martina Tozzi e Elisa Cherubini. Tanto continua la progressione di Marta Zenoni. Dietro Martina Tozzi sembra potersi avvantaggiare per l'argento, mentre lascia le lombarde, Maiori e Cherubini a lottare per il bronzo. Il rettilineo finale, lo possiamo dire, Marta Zenoni è tornata, e come se è tornata, signore e signori. Per lei 4,14 fatto quest'anno qua, da baci al pubblico, mentre chiude forte Elisa Cherubini che si prende l'argento davanti al bronzo della Tozzi. Marta Zenoni, 2 ori, 5000 e 1500, con autorità in entrambi i casi. Brava Marta Zenoni, così la vogliamo. Giuliano Casciani. Al terzo posto, medaglia di bronzo, Marilena Visintin, Atletica Gorizia, 43,66. Di 4,10 all'aperto, 4,15 al coperto, quando 2 anni fa nei campionati italiani assoluti indoor si aggiudicò da allieva il titolo assoluto. Ma ne abbiamo un paio qui oggi al Guido Baldi di allieve che si sono aggiudicate un titolo assoluto. Un'altra è Zanon, che vediamo festeggiare anche questo bel successo nei 1500 metri.